Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Zeve, grazie Radio Libertà. Noi siamo l'Associazione Ufficio Rapporti Sociali, che è un'associazione a servizio del cittadino, e trattiamo argomenti di vario genere. Quella base che ci consente appunto il collegamento con questa radio è per quanto come filo diretto per quanto riguarda il nuovo codice della strada, con tutte le sue norme, tutte le sue, diciamo, problematiche tecnici e degli addetti ai lavori. Quindi con noi fanno parte esperti, fanno parte professionisti e fanno parte anche politici. Con noi abbiamo insieme al nostro gruppo l'associazione dell'Automobile Club Padania, abbiamo anche l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, i Muturvei, i Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici, più le associazioni come i disabili, dell'associazione Senza Limiti, che Gianni Ferigo, il presidente, tra poco parlerà, perché ci sono grosse novità e ogni sabato da adesso in poi ci saranno Luigi, avvenimenti, e quindi è giusto che la gente lo sappia, perché stanno ingrandendo, si sono conosciuti eccetera, e noi abbiamo nel nostro ufficio a None, in via Dimmi. È già in linea, grazie. Noi comunque siamo non risponde? Tu prova, io intanto spiego come stiamo facendo e poi metti in collegamento l'ingegnere Diego. Ok? Allora, sì, vai pure avanti. È strano, non riusciamo a collegarci perché abbiamo un problema con i telefoni. Comunque noi a None, in via Borghera 3, siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 14 alle 16. Per collegarsi e venire nei nostri uffici bisogna chiamare il 328 0715 232 o mandare delle email a ufrapportisociali@libero.it, oppure approfittare della trasmissione per chiamare lo 02 9294 7222 oppure inviare dei messaggi facendo le richieste al 340 6709 659. Noi trattiamo, come ho già detto, argomenti di patronato per quanto riguarda le pensioni, le reversibilità, i riconteggi, poi parliamo di sociale con emergenze abitative. È in linea? L'ingegner Cudia è in linea. Grazie, adesso io finisco. Trattiamo come argomenti sociali emergenza abitativa, bonus vari eccetera, problemi legali, civili, penali e automobilistici e problemi condominiali riguardanti vertenze, visure, passaggi di proprietà, CAF eccetera. Quindi noi non riusciamo a collegarci, da come sento nella nostra sveva, con il nostro presidente Ferigo Gianni, che perché è impegnato già con le gare eccetera, le partecipazioni, poi magari prima della fine riusciremo a parlare. Adesso abbiamo con noi direttamente l'ingegnere Diego Cudia, il quale darà delle risposte a delle domande che sono state fatte sabato scorso, che non avevo capito bene come fare. Adesso l'ingegnere darà delle risposte. E poi abbiamo con lui sempre l'architetto Arturo Caligaro, che come personaggio, diciamo, tecnico è una cosa, e come politico è il più grande politico che fa parte della nostra associazione, e spiegherà poi tutte le vertenze da fare. Perché adesso io ringrazio intanto Diego, che è in linea e sa che abbiamo dei problemi per il collegamento, però caro Diego, darai delle risposte
al nostro Saro che l'altra settimana ti ha fatto, non è stata capita e adesso tu so che sei la persona giusta per rispondere. E poi ti voglio dire che qui si dice quanto inquina davvero un'auto elettrica e dice ecco quello che quasi nessuno dice. Te lo dico e te lo leggerò quelle 2 righe perché tu essendo italiano però sei responsabile europeo, quindi Inghilterra, Spagna, Francia, Germania. Cosa ne pensate voi? Perché questo qui che dice quanto inquina davvero un'auto elettrica, cioè poi ti leggerò le cose e tu le discuterai. Intanto ti ringrazio, benvenuto e anche con la Radio Libertà noi facciamo proprio piacere ad averti. Tu così potrai rispondere a quello che hai capito che ti chiedeva perché gente che ha dei problemi con delle problematiche fisiche con le auto elettriche poi non potrà più guidarle. Quindi che comportamento state discutendo sia in Italia e tu in Europa? Grazie Diego, a te la parola, vai tranquillo. Buongiorno Luigi, ben trovato e ben trovate ai radioascoltatori di Radio Libertà. Sì, allora, questo è un argomento che è stato sollevato dall'amico Faro, così, ma è una cosa di cui già si discute da almeno un paio di anni a livello di costruttori e soprattutto di medici, perché comunque il maggiore impatto delle auto elettriche sull'economia, in questo caso mondiale, comincia a fare comunque discutere proprio su questioni che hai sollevato prima, e inquinamento, ma soprattutto sulla salute delle persone. Ecco, dai 18enni, in alcuni stati 16 anni, fino ai 90-100 anni, chi è in grado di portare una macchina perché comunque conserva ancora la patente. Sì, allora ci sono delle questioni da tenere presente. Ovviamente le automobili elettriche quasi tutte dovrebbero rispondere a dei standard molto ma molto rigidi che le associazioni, in questo caso dei medici, ma anche e soprattutto quelle mondiali, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, impongono giustamente per quanto riguarda la salute delle persone, in questo caso comportatori che hanno delle piccole problematiche. Ecco. Allora, quelli che hanno handicap fisici, insomma, ci sono ormai i volanti che cambiano, hanno il cambio inserito, eccetera. E quindi i portatori di handicap fisici in questo caso vengono risolte queste cose qua con progetti ad hoc. Chi ha per esempio problematiche magari legate ai portatori come i portatori di pacemaker, eccetera, allora la cosa si fa un po', non dico che si complica, ma si fa un po' più interessante. In che modo? Nel senso che comunque, come abbiamo detto tante volte, le auto elettriche sono costituite per il 70% da batterie. Praticamente la batteria fa da telaio, fa da motore, su tutto, insomma. La macchina elettrica è una batteria che viaggia su 4 ruote, soprattutto quelle molto molto potenti, che quindi hanno delle batterie molto grandi. Quelle piccole hanno delle batterie più piccole e quindi giustamente batteria sappiamo bene che equivale a potenza, forza. Ecco, la batteria è quell'organo che serve a far partire, a mettere in moto un motore, lo sappiamo tutti. Un motore che è fermo, che è spento, ha bisogno di quello che in termini tecnici viene chiamato spunto, cioè è come quando ci svegliano, un conto svegliarci con la musichetta tranquilla, un conto svegliarci con qualcuno che ci viene lì a sbatterci di colpo perché dobbiamo correre e andare a lavorare. Ecco, questo è il paragone che mi piace fare quando sono all'università, insegno ai giovani ingegneri. Per cui la batteria è formata da tutta una serie di prodotti chimici. Ecco, mi allaccio anche a quello che diceva
il signore per quanto riguarda l'inquinamento. Premessa, le auto elettriche possono inquinare in fase di costruzione, perché noi distruggiamo comunque fondali marini, distruggiamo montagne, scaviamo, abbiamo bisogno di metalli anche molto costosi, oro, argento, platino, terre rare, e quindi per avere questi metalli, questi materiali molto costosi dobbiamo distruggere l'ambiente. È come se dovessimo fare una macchina di legno, dobbiamo distruggere delle intere foreste. Ecco. Per cui, insomma, l'inquinamento arriva prima. Di per sé poi quando l'auto è costruita non è che inquini più di tanto, anzi inquina meno che un'auto a combustione, perché un'auto elettrica innanzitutto non fa rumore, quindi non c'è inquinamento acustico, non emette a volte degli odori sgradevoli legati al gasolio, alla benzina, al metano, tutte queste cose qua, che per alcune persone possono essere anche molto, molto nocive. Non produce CO2 e quindi insomma è anche lì. Sappiamo bene che molte patologie legate ai polmoni sono legate a chi passa tanto tempo in auto oppure in zone particolarmente inquinate. In questo caso, come la pianura padana, Torino è tra le città più inquinate, tant'è che insomma sappiamo tutti, l'abbiamo detto tante volte, tutto quello che si sta facendo per abbattere queste emissioni, comprese anche le abitazioni, ma di quello poi parlerà l'architetto Arturo Calligaro. Quindi chi porta dei pacemaker, per esempio, che forse l'allarme, e oggi purtroppo lo portano in tante persone, noi non lo sappiamo, ma io ho scoperto recentemente anche dei ragazzi, dei bambini, magari degli atleti, qualcosa, cioè che nascono con delle malformazioni congenite, hanno dei pacemaker. È vero che non sono più i pacemaker di quelli di una volta, che sono pesanti, così oggi un pacemaker è grande come una monetina, quasi di €1, insomma, quindi è molto piccola. E magari lo stesso portatore non si accorge più che a un certo punto ha un piccolo pacemaker addosso. E allora la cosa migliore è comunque cominciare a parlare con il medico curante. Se voglio guidare un'auto elettrica, prima di chiedere a me, di chiedere all'Arturo Carnigaro se posso montarla in casa eccetera, parlare con il medico curante, come tutti i medici, dove chi porta un pacemaker deve dirlo, ecco. Non c'è niente di grave, non c'è niente non sono persone giudicate male, anzi, prima si sanno queste cose meglio è. Quindi il medico comincerà comunque a vedere. In alcuni stati, Luigi, ci sono già delle polizze, ci sono già delle, chiamiamoli, permessi particolari per guidare per i portatori di pacemaker o anche altri piccoli dispositivi che potrebbero essere influenzati dal grande campo elettromagnetico sviluppato dalle batterie, soprattutto quelle grandi. Ecco. Quindi niente di grave, non succede niente, bisogna innanzitutto... Sì, però ci sono delle cose. Primo, le persone che hanno queste problematiche di salute correranno sì o no il rischio di non poter più guidare dal 2035, perché diventerà tutto elettrico. Secondo, io ti ho fatto la domanda perché è un articolo di ieri dove dice che quanto inquina davvero un'auto elettrica, cioè allora tu che sei esperto e sei anche cognato, ti dico, ma l'idea che le auto elettriche possono inquinare più delle tradizionali auto a benzina o diesel, dice, è un mito ostinato alimentato da una lettura parziale e distorta dei dati. Cioè, io sto leggendo, non sto inventandomi. Qui dice che secondo l'ultimo rapporto di Bloomberg NEF, cioè l'analisi dettagliata dal ciclo di vita delle auto elettriche, EV, mostra che le emissioni life cycle assessment di queste auto sono fino a 70% inferiori a quelle delle auto convenzionali, ma non da subito, anche questo va detto. Poi ti dicono, ma l'elettricità
detto in maniera terra-terra, non è tutto uguale. Conta il suo processo di creazione, il mix elettrico di un paese, ovvero le fonti di energia da cui proviene la sua elettricità, gioca un ruolo cruciale nel determinare le emissioni effettive di un EV. In Cina, ecco perché tu sei la persona che io voglio in radio e la radio è contenta di averti. Per esempio, nel 2023 avevo un mix elettrico composto per il 60% da carbone. Le emissioni LCA delle auto elettriche erano comunque ben più basse dei modelli equivalenti alimentati a diesel e benzina. Lo stesso vale per il Giappone, dove le emissioni LCA delle auto elettriche erano al 31% più basse rispetto ai veicoli a combustione interna. Cioè, vuol dire che, ti sto leggendo, Cina, Giappone e in Europa, ecco, dove sei tu che comanda insieme agli altri, la situazione è ancora più favorevole, dice, perché nel Regno Unito le emissioni LCA degli EV sono inferiori al 71% rispetto ai veicoli a combustione interna. Non vorrei che si pensasse che in Italia, ecco perché voglio delle risposte, da te risposte tecniche, perché in Germania, dove stanno concentrando molti produttori auto e gigafactory per batterie EV, le auto elettriche inquinano il 56% meno rispetto ai veicoli tradizionali lungo l'intero ciclo di vita, anche se nonostante questo in Germania siano stati cancellati bonus e incentivi all'acquisto di vetture BMW. Cioè, io ti sto leggendo, ti sto dando dei problemi di risposta, ma tu adesso il tempo ce l'hai della risposta perché siamo io, te e l'architetto in trasmissione, quindi vai tranquillo, penso di essere stato chiaro con questa domanda dell'inquinamento degli elettrici, delle regioni, ti ho detto Giappone, ti ho detto India, ti ho detto Inghilterra, ti ho detto Germania, cioè tu come personaggio appunto straniero ed tecnico, che risposte dai a queste domande? Perché poi c'è le altre, no? Le auto elettriche ti ho vendute in Italia nel 2025, poi ti spiego dove e come. Comunque, cosa ne dici di queste mie domande scritte? Non me le posso inventare io perché non sono all'altezza di poter parlare e parlare di queste cose. Però, siccome la gente chiama, telefona e ci chiede che risposte diamo, tu sei la persona che deve rispondere. Vai tranquillo, Diego. Poi tutto più, mentre rispondi, se sono le 11:30 interrompiamo un minuto, ma vai avanti perché vogliamo da te risposte giuste per chi ci ascolta, così non ci richiama più perché non ha capito bene il problema. Vai Diego, vai. Certo. Allora, l'avevamo anche accennato le volte scorse. Allora, di per sé, tanto per essere chiari, l'auto, cioè il prodotto che viaggia su 4 ruote, che ha questa scatola metallica che sia piccolina, medio, grande, adesso anche i furgoni, tra poco anche i camion oppure i pullman, sono veicoli che fanno parte di un grande sistema che si chiama appunto mobilità, che viene studiato anche all'università, viene studiato anche a livello proprio di case di costruzione, costruttori e soprattutto paesi. Ecco, io faccio sempre l'esempio che quando c'è stato il boom della costruzione delle auto a combustione, cioè tutti volevano la macchina, non c'erano ancora le strade erano ancora, non erano ancora asfaltate, quindi le macchine si rompevano, avevano dei problemi, eccetera. E si sono create le strade perché le macchine erano così tante che avevano bisogno di posti dove poter girare, ok? Ecco. Dopo le strade non bastavano nemmeno più, così per viaggiare da una città all'altra si sono create le autostrade. Noi in Italia abbiamo avuto il sviluppo dell'autostrada del Sole che in qualche modo nel giro di una giornata collegava Milano fino a Napoli, Reggio Calabria, eccetera. Ovviamente per fare queste grandi
infrastrutture sociali così che in qualche modo influenzano la vita di tutta la nazione, bisogna distruggere alcune cose, detto proprio in termini proprio tecnici. Bisogna rompere delle gallerie, bisogna fare delle gallerie, creare dei ponti, insomma, tirare giù dei prati, tirare giù dei boschi, perché deve passare una strada che permette di far transitare milioni di automobili. Con le auto elettriche sta facendo la stessa cosa. Allora, le strade ci sono già, le autostrade ci sono già, le città ci sono già, ma queste auto elettriche che la gente vuole perché insomma in qualche modo hanno dei vantaggi, ci sono dei vantaggi, hanno bisogno di essere alimentate. Giustamente tu hai parlato di gigafactory, che per chi non lo sapesse sono le fabbriche proprio che fabbricano le batterie, perché come sappiamo le auto elettriche non bruciano benzina, consumano batterie, hanno bisogno di batterie, come gli smartphone. Ecco. Ripeto, le batterie devono essere costruite, quindi abbiamo detto che hanno bisogno tutte di una serie di metalli, di terre, di prodotti chimici pericolosi, velenosi, ma giustamente vengono gestiti con la massima attenzione. Ecco. Per cui queste gigafactory, queste strutture, quando vengono costruite, hanno bisogno di tutta una serie di altri collegamenti, il posto dove costruirle, il territorio dove farle, è un po' come fare una centrale nucleare, Luigi, quindi sai che quante polemiche che solleva. E quindi anche la Gigafactory insomma, ha bisogno per esistere di avere un posto dove essere, come è stata la Fiat per Torino, che ha praticamente monopolizzato un terzo della città. Ecco. E quindi tutte queste strutture, compreso anche il fatto delle centrali elettriche, che le centrali elettriche sappiamo che per ora bruciano ancora o carbone oppure gasolio e tutta una serie di prodotti chimici, perché per costruire l'elettricità qualcosa bisogna pure consumare per ora. Certo, in alcuni stati come l'Africa si sta parlando di creare interi territori con pannelli solari, ma i pannelli solari per immagazzinare energia, l'architetto potrà farlo capire meglio di me, c'è bisogno di tanta area di copertura per avere tanta energia. Un pannello in una casa. E quindi insomma è tutto relativo. In questo momento si sta stravolgendo praticamente mezzo mondo con il fatto dell'avanzata dei veicoli. Non dimentichiamoci che ci sono anche camion, pullman, attualmente ci sono anche treni, tu lo sai, l'alta velocità, anche quella ha portato... Diego, dai un attimo uno spazio, un momento... alla signora radio di uno spazio di qualche minuto, poi dopo riprendiamo perché anche un'altra domanda molto importante. Un attimo, Diego, a voi studio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A voi la linea. Grazie Sveva. Allora, Diego, scusami un secondo, qui dice, ecco perché questo studio di quello che stai parlando, per quanto dicono che inquina ad avere un'auto elettrica, eccetera, qui dice che si basa su un confronto tra auto convenzionali di media taglia e veicoli elettrici analoghi prodotti già nel 2023, entrambi, dice, con 250.000 chilometri di percorrenza. Non so, questo l'hanno usato come base per formare, come informativa. Poi dice, emerge che nonostante la produzione di EV, cioè generi più emissioni a causa del pacco batterie, dopo poche decine di migliaia di chilometri su strada diventano nettamente più puliti dei veicoli endotermici. Puoi dare spiegazioni tecniche e facili anche da comprendere a noi che ascoltiamo la radio? Diego, a te la parola, vai. Sì, da un punto di vista tecnologico una batteria è fatta per immagazzinare energia, immagazzinare corrente elettrica, così la tiene lì e quando noi ne abbiamo bisogno ce la dà facendo partire la macchina, detto proprio in parole povere. Ecco, sappiamo che le batterie, una volta caricate, non rimangono caricate per tutta la loro vita, cedono così che in qualche modo si scaricano, ecco così, normalmente. Ecco. Abbiamo visto che una batteria di un'auto media caricata al 100% e lasciata ferma dura praticamente 6 mesi, poi poi è tutta scarica. Quindi questo vuol dire che se io carico la mia macchina elettrica oggi e la lascio nel garage, me ne posso andare praticamente in vacanza e la macchina rimane carica, ecco. Oppure posso fare il giro del mondo in 80 giorni e la macchina rimane carica, ecco. Poi devo comunque in qualche modo, cioè la batteria rimane carica. Un po' come avviene un po' con la benzina, eccetera. Io faccio il pieno, ma non è che la benzina e il gasolio scadono cambiano la loro conformazione chimica, ma dopo anni e anni. Per cui, insomma, sfatiamo il detto che comunque che una batteria quando poi dura, perché le batterie sono anche costruite oggi per durare oltre 150.000 chilometri e alcune marche e alcune case stanno lavorando per avere una batteria che dura praticamente a vita, ecco, che è in grado di caricare e scaricarsi, senza perdere la loro capacità, ecco. O se la perdono in minima percentuale. Poi faccio l'esempio pratico, una batteria caricata dopo 100.000 chilometri non riuscirà più a caricarsi al 100%, ma si ricarica al 90%. Quel 10% fa parte della perdita, come si dice, fisiologica della batteria. Però andiamo dopo 100.000 chilometri. Ecco, per cui 100.000 chilometri si fanno in 6, 7, 5, dipende quanto uno è, come uno usa la macchina. Quindi è vero,
se dobbiamo pensare che poi la batteria che si è scaricata la devo cambiare, devo mettere un'altra batteria che costa tanto e quindi in qualche modo io devo smaltire la prima batteria. E ricordo che lo smaltimento delle batterie, le batterie oggi si recuperano tutte al 100%, come le batterie al piombo classiche, il piombo si recupera e la plastica si recupera, gli elementi chimici si recuperano. Ecco. Non possiamo permetterci di buttare via le batterie delle auto elettriche, Luigi, perché costa tantissimo costruirle, costa il 60% del valore della macchina. Capisci bene che anche quando una batteria non funziona o funziona male oppure addirittura si rompe, eccetera, la smontiamo e recuperiamo di nuovo tutti i metalli cosiddetti preziosi, oro, argento, platino, iridio, tutto quello che serve a costruirla. Per cui non possiamo permetterci di buttare, anzi è da scemi buttarla in una discarica, si butta via un piccolo patrimonio. Quindi, sì, ti rubo ancora un minuto perché poi facciamo parlare Arturo. Però qui dice, tu parli tecnicamente, ma se Atene piange, Sparta non ride, questo te lo dico io. In un mercato italiano che arranca nella prima parte del 2025, addirittura per confermare i numeri non certo esaltati del 2024, la leggera crescita delle elettriche non riesce a colmare il gap dei volumi figlio di un'offerta poco allineata, soprattutto in termini economici, alle esigenze delle tasche degli automobilisti. Perché ragazzi, devi dirlo anche tu, anche in Inghilterra, in Francia, ma un'auto elettrica si parla di 20-30.000 euro, 25.000, come se parlassi di 200-300 lire. Sono 30, 40, 50 milioni che costano. Bisogna anche capire quello e poi dopo devi mantenerle. Qui dice automobilisti che nel mese di giugno le auto a batteria hanno raggiunto la quota del 6% dal 5,1 di maggio, cioè va a dire che in un mese è stato dello 0,9%. Poi però l'anomalia del meno 40% rispetto a giugno prima è dovuto alla presenza della disponibilità degli incentivi auto poi esauriti in poche ore. Puoi spiegare cosa vuol dire incentivi auto esauriti poi in poche ore, mentre nel semestre dal 3,6 sono passate al 5,2? Quindi nelle schede i modelli a zero emissioni più venduti nella prima parte dell'anno. Cosa succede? Dai, una risposta abbastanza veloce che poi abbiamo Arturo in linea. Vai, tranquillo Diego, grazie. Gli incentivi, anche Arturo lo potrà spiegare insomma abbastanza bene. Gli incentivi meglio conosciuti come bonus, insomma, ecco così, purtroppo sono emessi dallo Stato, così, dallo Stato in questo caso italiano, francese, spagnolo, eccetera, e in qualche modo dovrebbero favorire l'acquisto in questo caso di auto elettriche. Ecco. Io in alcuni stati come Cina e Giappone non esistono incentivi, cioè non esistono bonus, esiste proprio una politica di incentivazione, ci sono tanti altri benefit che vengono fatti a chi acquista l'auto elettrica, ecco, ma ne parleremo poi più dettagliatamente un'altra volta. Per cui purtroppo, siccome gli incentivi sono soldi che lo Stato mette sul piatto e non è che può mettere soldi fino a, come dire, a fondo perduto e a babbo morto, e mette un certo numero di milioni sul piatto. E questi vanno via perché purtroppo le richieste di auto elettriche sono, come tu hai giustamente detto, in continuo e costante aumento. Ho detto anche altre volte che la gente compra oggi l'auto elettrica, però poi quando non ci sono gli incentivi è costretto a prenderne una ibrida, se non addirittura già classica a gasolio, eccetera, perché gli incentivi spariscono. I venditori, la piattaforma del governo è chiusa e gli incentivi vengono tutti distribuiti nelle regioni dove c'è più richiesta. Ecco. Purtroppo su questo io non posso farci niente, nessuno ci può fare niente, è una politica un po' particolare, insomma, ecco. Lasciamo ad ognuno la sua giustificazione. Ecco.
Quindi, ripeto, ma questo non vuol dire che l'acquisto di auto elettriche, soprattutto in Europa, non sia in costante ascesa. Non sono, ripeto, non sono numeri che devono far gridare diciamo, alla bolla economica, sono ancora numeri, hai detto anche tu giustamente, il 5% del parco circolante, vuol dire che su 100 auto 5 sono elettriche, quindi pochissime, non ne vediamo neanche sulla strada. Tantissime ibride, perché le case di costruzione ormai puntano su l'abbinamento motore endotermico, c'è benzina, gasolio e anche GPL eccetera, e quello elettrico. Ecco. E quindi in qualche modo per venire incontro al mercato. Il 2035 per ora io la lascerei, nelle prossime puntate vediamo un attimino cosa si può fare per in qualche modo essere meno coinvolti su questa data fatidica che sembra insomma preoccupare tantissimo. Spero di aver Sì, non mi hai spiegato bene, io ti ringrazio e ci sentiamo poi sabato prossimo, vai tranquillo. Grazie, così Sveva si mette in contatto con Arturo e poi ho 2 domande anche per lui, il tempo vola, abbiamo un quarto d'ora più o meno. Comunque grazie, io penso che chi ti ha ascoltato, tipo Saro che ti ha fatto quelle domande, sia rimasto contento delle risposte. Poi tutte le persone che hanno chiamato me per capire anche loro, penso che hai detto quello che c'era da dire, vero? Ricordiamo, l'hai detto anche tu all'inizio, scrivete che i radioascoltatori dovrebbero scrivere rapporti sociali @libero.it e dicono anche oppure ti mandano un vocale, così almeno vediamo un attimino con precisione le loro esigenze, vero? Va bene, ok, vai. Va bene. Colgo l'occasione per salutare te e ringraziarti, augurarti una buon fine settimana, buona salute a te e ai radioascoltatori. Alla prossima. Ciao, grazie. Allora allo studio, così si mette in contatto con Arturo e ricordiamo che noi, trattando il nuovo codice della strada, trattiamo anche direttamente, scusate la Luigi, tosse. quando vuoi, Arturo è in linea. Bravissimo, un bacione, grazie. Allora Arturo, stavo parlando delle novità riguardanti il codice della strada, però anche tutte le norme tecniche, politiche, classiche e delle, diciamo, che vengono poi attuate. Per esempio, chiedo a te di dare poi una spiegazione. Prima, a cos'è questa Navigard, che in autostrada arriva questa Navigard che a partire dal 2026, ecco perché devi dare le risposte, perché tu sei quello che capisce, sa e vediamo se possiamo migliorare, peggiorare o insomma spiegare, perché qui dice che a partire dal 2026 le autostrade italiane saranno integrate con un nuovo ed avveniristica piattaforma. Per loro questa è una piattaforma dove parla di come nell'ambito delle sempre più intelligenti, non so cosa vuol dire, che verranno organizzate e sarà messo a punto un sistema in grado di dialogare con le auto a guida autonoma, eccetera. Poi dice anche che il sistema Navigard sarà dunque formato da radar, telecamere, eccetera. Cioè, Arturo, spiega, perché chi ci ascolta poi quando non ti sente si incasa perché vuol capire se possiamo anche respirare e chiedere a qualcuno di mandarci l'aria, perché altrimenti noi da soli non possiamo più respirare. Oppure digli che nasce anche, questo lo dovresti sapere, l'antimulte, cioè ti colleghi e dici addio alle sanzioni e il trucco è valido al 100%. Così adesso ti diverti perché hai poco tempo per rispondere, però ti ho fatto queste 2 domandine che è giusto che tu ti sfoghi e spieghi sia tecnicamente, Arturo, che, sottolineo, politicamente, perché abbiamo gente di tutte le parti che chiama e tu lo sai. Grazie Arturo, benvenuto, vai. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Vorrei però dare un'altra informazione di servizio, visto che siamo ufficio rapporti sociali, che esula un po'
dall'argomento che avete affrontato tu e Diego. Il 30 di questo mese scade il termine per la presentazione del 730 per chi non l'ha ancora presentato, e molto probabilmente chi non l'ha presentato è perché doveva pagare i conguagli, e poiché la norma consente questo termine, è chiaro che anziché pagarli a giugno o pagarli a settembre, per qualcuno può essere una boccata di ossigeno. Però adesso siamo arrivati al re dell'azione. Il 30 settembre è l'ultimo giorno in cui si può pagare il 730 e quindi bisogna poi effettuare i versamenti. Gli eventuali conguagli verranno poi fatti a novembre, quindi mi sembra che nell'ufficio rapporti sociali questa sia anche un'informazione da dare a chi o se n'è dimenticato o che dice l'ho presentato o meno, oppure è vero devo pagare, quindi il 30 settembre c'è questa scadenza, tra le altre scadenze fiscali che esistono in Italia, che sono innumerevoli. Ma non voglio eludere il tema del giorno. Sì, le autostrade stanno diventando sempre più tecnologiche. Come tutti gli altri settori, l'informatica entrerà nella vita di tutti i giorni, quindi andremo sempre di più verso quel grande fratello che viene descritto in 1983, lui lo immaginava in quell'anno lì da Orwell. Quindi se da un lato questo sistema favorisce la semplificazione delle procedure e anche la sicurezza, perché dialogare con l'autovettura che transita sull'autostrada, quante volte ci siamo trovati a sentire dalla radio che ci sono code, che c'è stato un incidente, quindi avere un'informazione dettagliata. Adesso con Google Maps dà anche segni in rosso dove il traffico è fermo, in arancione dove è rallentato, per cui c'è già un'informazione. Ma se questa venisse data in tempo reale, ovviamente sarebbe un aiuto a chi transita lungo le autostrade, perché saprebbe esattamente dove inizia la coda e magari uscire qualche casello prima per evitare di trovarsi imbottigliati. Io vedo sulle autostrade, quando si è imbottigliato, famiglie con bambini piccoli, anziani che devono andare poi in bagno, quindi con tutti i disagi, e le autostrade non sono ancora attrezzate a rispondere a queste esigenze delle persone e degli utenti. L'hanno fatto le ferrovie dotandosi di infrastrutture e di servizi, e quindi oltre ad andare verso un'informatizzazione sarebbe opportuno che anche le nostre autostrade venissero costruite per rispondere, oltre che informando l'automobilista, anche dando infrastrutture, quindi piazzole molto più ravvicinate con servizi e quant'altro per aiutare e coadiuvare l'utente. Io, percorrendo nella mia esperienza, arrivi sì magari sull'autostrada del Sole in Piazzole dove c'è solo 4 alberi ma non c'è un bar, un servizio, non c'è la possibilità appunto di avere un minimo di comfort, per cui le autostrade dovrebbero ancora lavorare su questo. E ricordiamoci che il sistema, come è organizzato il sistema delle autostrade, e il nostro in Italia è unico, è quasi unico in tutta Europa, dove abbiamo le autostrade più care, dove appunto le aree di servizio, la benzina, devono dare le royalty al concessionario, ed è fatto in modo che questo sistema per adesso serva di più ai concessionari che non a chi le usa queste autostrade. Bisognerebbe ribaltare il termine. Ma ritornando al ragionamento di questa informatizzazione, dobbiamo vedere il lato negativo. E vorrà dire che in ogni momento, ad esempio, sono controllato sia come velocità,
sia se uso il cellulare, che magari è giusto, no? Però come contrasta con la privacy e la riservatezza? Quanti siamo in macchina? Chi c'è in macchina con me? Perché tramite le cellule dei cellulari sapranno in tutti i momenti se sono solo, con chi sono, dove vado, dove il tratto che uso di più, quindi anche fornire alle società di rilevamento demoscopico di conoscenza delle abitudini dei cittadini, vuol dire avere poi molte più telefonate che ti propongono questo o quell'altro, e allora è il lato della medaglia. Dobbiamo sacrificare parte della nostra libertà e quindi della nostra vita privata in funzione adesso di sicurezza, ma lo sappiamo benissimo come per il nostro Stato, i nostri comuni, le nostre province, con la scusa della sicurezza fanno cassa, per cui capisci che sì, mi rilevano elettronicamente la velocità e mi sanzionano, diventa l'obiettivo principale, non diventa poi l'obiettivo della sicurezza. Per cui queste innovazioni, che sono utilissime, però lasciano lo spazio anche a dei lati negativi. Bisogna spiegare, Arturo, che qui parlano dell'intelligenza artificiale, qui dice che l'innovazione in campo per garantire in maniera sempre più accurata e stringente la sicurezza stradale succederà, secondo quanto annunciato lo scorso dicembre da Autostrade per l'Italia, a partire dal 2026 con Navigard. Ecco perché ci vogliono noi in radio, perché diciamo le cose che sono già state studiate e verranno poi attuate, però la gente non lo sa, perché è una piattaforma che fa parte di un nuovo sistema che integra, Arturo, tecnologie ed algoritmi all'avanguardia con sensori depositati direttamente sotto l'asfalto, anche grazie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo spiegare cos'è l'intelligenza artificiale, cosa sono queste Navigard, cosa sono questi sistemi di tecnologie sotto l'asfalto. È questo che tu sei importante tecnicamente e politicamente per spiegare queste cose. Io no, perché io sono a zero, ma tu che sei esperto, cosa ne dici? Ti ho letto 3 righe, ma ecco, il tuo parere su quello che ho detto, che cazzate ho detto o che verità ho detto? Vai Arturo, vai. Beh, no, non hai detto stupidaggini. Allora, una piattaforma è un sistema tecnologico che usa l'informatica e anche l'intelligenza artificiale, no? Quindi un sistema che può sopperire al pensiero umano, ma basandosi su delle esperienze precedenti, perché l'intelligenza artificiale non inventa ancora nulla. Va a vedere in tutto il mondo se esiste un'esperienza o una fattispecie come quella del momento e può dirti come l'hanno risolta in quel momento. Ma una piattaforma vuol dire che la tua autovettura viene rilevata costantemente e in ogni momento del suo percorso lungo la rete autostradale, quindi raccoglie una serie di informazioni, no? Il tipo del veicolo, la velocità, il peso e quant'altro, una serie di... Allora bisogna vedere tutti questi dati che vengono raccolti come vengono impiegati. Non vorrei che succedesse come succede in Piemonte, quello che tu dicevi sabato scorso, dove ad esempio sulla Asti-Cuneo non esistono più i caselli. Non vorrei che questo sistema fosse un sistema per far pagare anche quei tratti stradali che adesso sono gratuiti. Tu immagina la tangenziale adesso di Torino, per chi è di Torino. Entro a Stupinigi, esco a Rivoli e non pago nulla. Non pago nulla perché il pagamento viene effettuato o a Trofarello o a Bruere o a Falchera. Allora, mentre per adesso tutti i veicoli e gli utenti che fanno questo percorso e che scelgono, perché qua che il problema, scelgono perché non c'è un'altra viabilità alternativa a quel tipo di percorso, che adesso lo compiono gratuitamente, da domani con questo sistema e questa piattaforma pagheranno. Allora vedi che
in tutte le azioni che vengono fatte da chi organizza queste cose, e molti burocrati hanno un'intelligenza artificiale pari a quella di un tostapane, perché sono focalizzati solo sul punire gli automobilisti e far cassa sulle automobili. Capisci che è molto pericoloso. È pericoloso perché se decidessero, ad esempio a Torino, perché parliamo della nostra realtà, da Torino a Caselle c'è questa superstrada che adesso è gratuita. Già una volta, quando c'era presidente della provincia Mercedes Bresso, aveva pensato di mettere i caselli e farla pagare perché così poteva finanziare altre cose. Non vorrei che con questo sistema non servono i caselli ma ti fanno pagare lo stesso. Per cui un aumento di costi per i cittadini, per gli utenti della strada, e un sistema di controllo puntuale sulle infrazioni, su tutto quanto, quello che ti dicevo prima. Quindi tu dovrai solo ed esclusivamente pagare. E in un'idea liberale e liberista, come abbiamo noi e come penso di appartenere, un sistema remoto che mi controlli in tutte le fasi della mia vita non mi sta bene. Inoltre, in un sistema così ci dovrebbe essere la libera concorrenza, come succede, mentre in Italia tutti i sistemi che ti fanno pagare, tipo i rifiuti, l'energia, il gas e la benzina, che dovrebbero essere in un mercato dove il prezzo è condizionato dalla libera concorrenza, e anche le autovetture elettriche, perché il discorso che si faceva con Diego è anche questo: non bisogna metterci l'ideologia in una scelta economica, ma solo la libera concorrenza. E con questi principi e questi concetti non vorrei che appunto ci fosse un sistema, un grande fratello che mi controlla tutto e l'unica finalità è quella di farmi pagare. Noi che siamo liberali e liberisti lotteremo e faremo di tutto per fare sì che la gente sia libera di scegliere se prendere l'autostrada o fare la strada normale, ma deve esserci una libera concorrenza, e le autostrade sono nate proprio per queste, non come alternativa, come si intende adesso, alla viabilità ordinaria, ma in concorrenza con la viabilità ordinaria, cioè dotare la gente di un sistema, di una rete stradale che possa consentire la mobilità, come la definisce Diego, o gli spostamenti in tempi recenti. Per cui tutto questo sono le riflessioni che vengono fatte, no? Cioè bisogna ragionare sempre guardando le cose dalla parte degli utenti. Siamo in chiusura, Arturo, mi spiace, ma tu poi ricordati che dobbiamo poi parlare. Comunque ti ringrazio e siamo in chiusura, il tempo è volato e ne abbiamo anche di meno. Vai. Io ringrazio te, ringrazio la radio, un saluto agli ascoltatori e buona giornata a tutti, e ci sentiamo più avanti. Buona giornata. Grazie Arturo, grazie Sveva, a voi per la chiusura. Ricordo che noi siamo a None, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16. Chiamate a 328 07 15 232. Se avete ascoltato la radio, avete sentito gli argomenti, sapete di cosa si parla, ci fate presente il vostro tema e noi cerchiamo di risolverlo nel migliore dei modi. E ricordate il motto che noi teniamo ormai per sempre: meglio perdere un attimo per la vita che la vita per un attimo, visto che abbiamo tutti questi problemi. Grazie alla studio e a voi studio e a Sveva soprattutto per la grande partecipazione che mi dà. Grazie a tutti, un bacione, ci sentiamo sabato prossimo. A voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto,